Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli di oggi. Lacrime da Pavia a Favara, lo straziante abbraccio a Gabriele con le fiaccolate di ieri sera. I due sindaci in testa al corteo e in silenzio hanno attraversato le vie principali della città, del centro Torri, per raggiungere il parcheggio dove è avvenuta la tragedia. Palermo, manifestazione ieri sera in via Marturano dove il 10 aprile hanno perso la vita 2 operai, associazioni e sindacati presenti. Non si può continuare a morire così. Niscemi, la mafia faceva affari con il traffico di droga e il monopolio degli oli esausti. 35 arresti, sequestrate aziende per un valore di oltre 6 milioni. Gli investigatori denunciano il persistente clima di omertà. Incontro positivo al MIT per il Comitato dei Trasportatori Siciliani. Presto verrà istituito un tavolo tecnico, intanto è stato revocato il fermo dei TIR. Voto di scambio dopo oltre un anno ai domiciliari, torna libero il deputato regionale Giuseppe Castiglione, stesso provvedimento per l'ex dipendente dell'AMTS Giuseppe Coco e l'ex consigliere comunale di Misterbianco Matteo Marchese. Sanità in Sicilia, si spendono meno soldi in farmaci rispetto al resto d'Italia. Calcio per il Catania, domenica sfida decisiva per difendere il secondo posto. La gara contro l'Atalanta Under 23 è fondamentale in chiave playoff. Rebus formazione per Toscano, la gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Telecolor. Ben trovati, apriamo il nostro telegiornale con due ultime ore che riguardano due incidenti. Il primo, un incidente mortale la scorsa notte a Carini, nel Palermitano. Un uomo è morto, 2 persone sono rimaste ferite nello scontro tra 2 auto avvenuto in via Gaspare Cusumano. La vittima è Massimo Guarneri di 50 anni, gravemente feriti la donna di 54 anni che viaggiava vicino alla persona deceduta e anche un 46enne. I 2 feriti in codice rosso sono stati trasportati da personale del 118 all'ospedale Villa Sofia appunto di Palermo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco che hanno estratto gli automobilisti dalle vetture. I carabinieri che hanno eseguito i rilievi insieme agli agenti della polizia municipale sono naturalmente ancora sul posto. E c'è un traffico impazzito a Palermo, pensate, paralizzato per un incidente in via Messina Marine per un auto articolato che nello scontro con una vettura si è ribaltato, ecco lo vedete nella foto, bloccando completamente una delle strade più importanti del capoluogo che collega il porto all'autostrada. Il grosso mezzo blocca tutte e 2 le carreggiate, stanno intervenendo vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. L'automobilista e il camionista hanno comunque riportato ferite non gravi, scusate. E adesso andiamo alle fiaccolate di ieri sera. Sono stati momenti di lacrime, di dolore, di rabbia da Pavia a Favara. Lo straziante abbraccio a Gabriele con le fiaccolate che si sono organizzate in memoria di questo giovane siciliano che ha perso la vita. I 2 sindaci in testa al corteo e in silenzio hanno attraversato le vie principali della città, delle 100 Torri, per raggiungere il parcheggio dove è avvenuta la tragedia. Davide Sarto. Si aggrava la posizione di 4 giovani, non solo omissioni di soccorso ma anche concorso in omicidio per la morte di Gabriele Vaccaro. Dopo l'analisi dei filmati di videosorveglianza, la squadra mobile di Pavia ha ormai un quadro sempre più definito. Per loro potrebbe scattare anche il concorso nel tentato omicidio del 26enne di Ribera, intervenuto per difendere l'amico durante la violenta aggressione. E mentre le indagini proseguono, 2 fiaccolate in contemporanea uniscono Favara e Pavia nel segno del dolore e della memoria. In testa al corteo a Favara gli amici di sempre, in lacrime, tengono per mano una foto gigante di Gabriele. Subito dietro i bambini della scuola calcio con uno striscione. Un'immagine che racconta più di 1000 parole. Un ragazzo spettacolare, educato, purtroppo non è stato molto fortunato perché è andato via per lavoro, però quello che posso dire di Gabriele è un ragazzo straordinario.
è un peccato aver perso una persona come lui in questo modo e ci dispiace tantissimo. Spero che sia fatta giustizia, se non quella terrena almeno quella divina. Oltre 7.000 persone si ritrovano nella piazza principale attorno a un grande cuore di luce con la gigantografia del giovane. Il silenzio accompagna i familiari, rotto poi da un lungo e commosso applauso che attraversa tutta la piazza. Un'immane tragedia che ci vede stossi, ci vede troppo delusi perché non si può perdere la vita a soli 25 anni in questo modo. Gabriele ci lascia un vuoto incolmabile, era un ragazzo d'oro. Favara risponde così con una presenza forte e composta, trasformando il dolore in un abbraccio collettivo che non dimentica e chiede verità e giustizia. E c'è stata un'altra manifestazione ieri sera a Palermo in via Marturano, strada ormai purtroppo tristemente nota perché proprio in quel punto, in quella via, il 10 aprile scorso hanno perso la vita 2 operai. Ma sentiamo tutto nel servizio di Marco Gullà. Quando muore qualcuno dobbiamo unirci tutti. Quando muore qualcuno senza giustizia, senza tutele, ci dobbiamo unire tutti. Associazioni, sindacati e liberi cittadini ieri sera hanno partecipato alla manifestazione in via Marturano, luogo della tragedia sul lavoro, in cui il 10 aprile scorso hanno perso la vita 2 operai, Najah Jaledin e Daniluk Tiberi Mikai. Dopo quasi 2 settimane, adesso è il momento della rabbia e soprattutto si chiede che venga fatta giustizia. Palermo non può più girarsi dall'altra parte. Deve cambiare adesso, perché il lavoro deve essere dignità, non una condanna a morte. Proseguono le indagini per accertare come sono morti i 2 operai. Intanto quello che è stato certificato fino adesso è un rosario di irregolarità. Vi rendete conto che noi per una città di 700.000 abitanti, quinta città d'Italia, abbiamo un ispettore del lavoro che dovrebbe controllare ogni giorno tutti i cantieri, la sicurezza dei cantieri, la regolarità delle posizioni dei lavoratori. Allora poi, come dire, a pensare male si fa peccato, però spesso ci si azzecca. La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha sequestrato circa 23 kg di hashish e marijuana e denaro contante per circa 86.000 euro e arrestato un uomo originario di Agrigento, intento a ritirare un pacco all'interno del quale sono stati rinvenuti 10 kg di hashish, ma sentiamo Desiree Ferlito. La Guardia di Finanza di Caltanissetta, in collaborazione con il Comando Provinciale di Agrigento, hanno sequestrato circa 23 kg di hashish e marijuana e denaro in contante per circa 86.000 euro e arrestato un uomo originario di Agrigento in flagranza di reato. L'indagato era intento a ritirare un pacco all'interno del quale sono stati rinvenuti circa 10 kg di hashish. Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro 86.000 euro in contanti, presunto provente dell'attività di spaccio, e 13 kg di stupefacenti, hashish e marijuana e materiale per il confezionamento. L'intera operazione ha consentito il sequestro complessivo di 23 kg di droga con un potenziale profitto di circa 400.000 euro. Falsi incidenti stradali per ottenere risarcimenti illeciti. Indagate 5 persone a Palermo. La Guardia di Finanza ha notificato gli avvisi di interrogatorio preventivo nei confronti di persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere, falso e frode assicurativa. Le indagini hanno scoperto un sistema organizzato basato su sinistri simulati e certificazioni mediche false utilizzate per ottenere risarcimenti indebiti per oltre, pensate, 110.000 euro tra il 2023 e il 2024. E adesso a Niscemi ieri una maxi operazione antimafia iniziata all'alba. I carabinieri hanno eseguito 35 arresti nell'ambito dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Sentiamo Rita Cinardi.
Facevano affari nel settore degli oli esausti e gestivano il traffico di droga imponendo il controllo del territorio con le regole di Cosa Nostra, e questo è il quadro che emerge dall'operazione scattata all'alba a Niscemi, dove i carabinieri hanno eseguito 35 arresti su richiesta della direzione distrettuale antimafia. L'inchiesta ha permesso di ricostruire l'organizzazione guidata dai fratelli Musto, ritenuta ai vertici della famiglia mafiosa di Niscemi. Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe infiltrato il tessuto economico imponendo con minacce e intimidazioni accordi a commercianti ed esercenti, condizionando le attività e limitando la libera concorrenza. La quantità delle denunce lascia molto a desiderare, ma si deve sottolineare che quelle poche che ci sono hanno un valore enorme, sia come valore simbolico sia come valore sostanziale, perché comportano una crepa nel muro dell'omertà e quindi comportano anche un senso di insicurezza in Cosa Nostra. Non c'è più la totale sicurezza di un tempo che nessuno avrebbe parlato. Quello messo in piedi dai fratelli Musso era un sistema che garantiva profitti e rafforzava il controllo sul territorio, con collegamenti anche con ambienti mafiosi del catanese. Dalle attività investigative rileviamo proprio questo: l'impresa interessata ad assicurarsi una posizione monopolistica ha contattato, quindi ha fatto il primo passo verso chi di fatto gestiva questo monopolio per scalzare la precedente ditta, e questo è il meccanismo che l'attività di indagine ha restituito. Nel corso dell'operazione sono state sequestrate 2 aziende coinvolte nel business illecito per un valore complessivo di oltre 6 milioni di euro. Di Niscemi parliamo, ma per ben altra notizia, perché dal Senato è arrivato l'ok definitivo alla sospensione dei tributi sulle abitazioni. Intanto sono ancora molte le persone senza casa e molti dei soldi raccolti da associazioni e onlus non sono stati erogati al Comune, nemmeno ai cittadini. Giarri Italia. Via libera definitivo del Senato al cosiddetto decreto Niscemi, il provvedimento che introduce misure urgenti per i danni causati dalla frana e dal maltempo che ha colpito Sicilia, Sardegna e Calabria. Il testo, già approvato alla Camera, è stato votato per alzata di mano ed ora è legge. Un passaggio parlamentare che punta a dare risposte rapide ai territori colpiti, ma a Niscemi l'emergenza resta ancora concreta. A quasi 3 mesi dall'evento molte famiglie vivono infatti una condizione di forte disagio economico. C'è chi è stato costretto a lasciare la propria abitazione per settimane, chi ancora oggi fatica a rientrare e a riprendere una vita normale. E mentre si attendono gli effetti del decreto emerge anche un altro nodo. Il Comitato Evento Franoso segnala che diverse associazioni, onlus e soggetti privati hanno raccolto donazioni destinate ai cittadini colpiti, ma che tali fondi, salvo rare eccezioni, non sarebbero ancora stati distribuiti né trasferiti al Comune. Una situazione che solleva interrogativi e alimenta la richiesta di interventi immediati. Chiediamo che queste associazioni si adoperino affinché dividano al più presto le somme che hanno raccolto alle famiglie degli sfollati. Già il Comune di Niscemi sta provvedendo a dividere in maniera proporzionale le somme che sono andate al Comune. Speriamo che altrettanto le associazioni che hanno fatto queste raccolte si adoperino per dividere le somme alle famiglie sfollate. Tra le proposte l'adozione di criteri proporzionali simili a quelli già utilizzati per il contributo di autonoma sistemazione per garantire equità nella distribuzione degli aiuti. Intanto il Comitato si dice pronto a collaborare con enti e organizzazioni per facilitare le procedure e accelerare i tempi, perché mentre le verifiche continuano, per molte famiglie il tempo dell'attesa è già fin troppo lungo. Incontro positivo al MIT ieri per il Comitato dei Trasportatori Siciliani. Presto verrà istituito un tavolo tecnico. Intanto è stato revocato il fermo dei tir nei porti. Orazio Longo. La misura del C-Modal Shift andrà fuori dalla normativa europea sugli aiuti di Stato e questo comporterà non avere vincoli temporali o di tetto fondi. I pagamenti mancanti saranno evasi entro un mese. Soddisfazione è stata espressa dal Comitato dei Trasportatori Siciliani, che riporta con queste parole del portavoce Salvatore Bella i passi raggiunti dopo il vertice che si è tenuto a Roma al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. All'incontro col viceministro Rixi hanno partecipato le principali sigle dell'autotrasporto merci, Conto Terzi, chiedendo interventi rapidi e mirati. In ballo c'è la tenuta non solo del settore dell'autotrasporto, ma produttivo in generale. Al centro del dibattito l'impatto dell'aumento dei costi energetici aggravati dalle tensioni internazionali nell'area del Golfo Persico. Durante la riunione le associazioni hanno sottolineato come il taglio delle accise non abbia portato benefici economici per l'autotrasporto e hanno quindi chiesto ristori compensativi pari a 200 euro ogni 1000 litri di gasolio acquistato. Un tavolo tecnico è stato istituito tra il CTS e il Ministero. L'intesa scongiura la ripresa del blocco dei tir nei porti dell'isola. Sul piano normativo
normativo, si legge in una nota di una TRAS. Il MIT si è impegnato poi su due fronti: la richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di anticipare l'utilizzo del credito accise rispetto agli attuali 60 giorni e la predisposizione di una nota esplicativa ufficiale sul corretto funzionamento della clausola del fuel surcharge, strumento essenziale per la tutela economica delle imprese di trasporto. E torna libero il deputato regionale siciliano Castiglione, era ai domiciliari per voto di scambio da oltre un anno. Orazio Longo. Sono cessate le esigenze cautelari e non v'è pericolo di recidiva. Con queste motivazioni il deputato autonomista Giuseppe Castiglione torna libero dopo essere stato ai domiciliari per più di un anno, dal 24 febbraio del 2025, coinvolto nell'inchiesta per voto di scambio politico-mafioso, reato per il quale pochi giorni fa è stato rinviato a giudizio. La revoca della misura cautelare è stata disposta dal giudice per l'udienza preliminare di Giacomo Barbagallo su richiesta del legale di Castiglione. Lo stesso provvedimento è stato emesso per altri due indagati dell'operazione antimafia Mercurio, portata avanti dai carabinieri del Rosso di Catania, entrambi agli arresti domiciliari ed entrambi rinviati a giudizio. L'ex dipendente della MTS Giuseppe Coco e l'ex consigliere comunale di Mister Bianco Matteo Marchese. Secondo l'accusa, Castiglione e Marchese avrebbero sottoscritto un accordo con il clan Santa Paola Ercolano per riuscire a vincere le competizioni elettorali nelle quali si erano candidati. Le contestazioni riguardano le regionali del 2022 per Castiglione, che si è dimesso dalla Commissione regionale antimafia ed è stato sospeso in applicazione della legge Severino dall'incarico di deputato all'Ars, e le comunali del 2021 a Mister Bianco per Marchese. La procura aveva dato parere negativo alla decadenza della misura cautelare. Ad Agrigento ieri crollo nel centro storico in via Alletto, nel rione Santa Croce, una porzione di una palazzina disabitata è venuta giù all'improvviso, nessun ferito ma tanta paura. Davide Sarto. Un boato improvviso, poi il crollo. In pochi secondi è venuta giù una parte di una palazzina abbandonata da anni nel cuore del centro storico di Agrigento. È accaduto nella notte tra via Alletto e il rione Santa Croce, sopra via Garibaldi. Un rumore fortissimo ha rotto il silenzio e ha fatto scattare l'allarme. I residenti, pochi ma ancora presenti nella zona, sono tornati a vivere momenti di paura. C'è chi per precauzione ha deciso di lasciare casa e dormire altrove. A cedere è stato l'edificio già in pessime condizioni, una struttura da tempo disabitata e in parte già collassata. Il crollo è avvenuto proprio a causa dello stato di totale abbandono. Subito dopo l'allarme al 112, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la protezione civile, i tecnici dell'ufficio tecnico e gli agenti delle volanti. Gli accertamenti hanno confermato che lo stabile era vuoto, nessuna persona è rimasta coinvolta. L'area è stata interdetta, transenne e delimitazioni sono state collocate attorno all'edificio per evitare rischi. Questa mattina nuovo sopralluogo con i tecnici del Comune, la Protezione Civile e l'ARPA, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Verifiche in corso sulla stabilità delle pareti rimaste e degli immobili vicini. Resta però il problema, un altro pezzo della vecchia città che cede, un degrado che va avanti da anni senza interventi risolutivi e il rischio che altri edifici possano crollare resta concreto. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. E siamo nuovamente in studio a Catania, maxi operazione ieri della Polizia Municipale sul viale Mario Rapisardi. È in corso Indipendenza, raffica di multe per sosta selvaggia e mancato utilizzo del casco, rimossi anche 6 mezzi abbandonati. Tonino De Mala. Auto sulle strisce pedonali, scooteristi e motociclisti senza casco, mezzi abbandonati sulla sede stradale. Pioggia di verbali e sequestri della Polizia Municipale di Catania che ha effettuato una maxi operazione sul viale Mario Rapisardi, uno degli snodi più importanti della città etnea. Una ventina di agenti impegnati, anche in borghese, per fare rispettare il codice della strada con maggiore attenzione all'utilizzo o al mancato utilizzo del casco. È un servizio che fa parte di nuovi obiettivi che ci siamo dati per il 2026, cioè dei controlli in aree dove solitamente non facciamo, la nostra presenza per chiaramente motivi di organico non è intensa. Alcuni numeri: 50 verbali elevati per sosta selvaggia, una ventina per il mancato uso del casco, quasi 40 kg di frutta e verdura sequestrati ad ambulanti e 6 auto abbandonate e rimosse, una di queste parcheggiata da diverso tempo in via Angelo Mosso, cui si riferiscono le immagini. Anche questo è un servizio che già da tempo devo dire che funziona molto bene.
bene, che si rivolge proprio al fatto di contrastare questo fenomeno dell'abbandono dei mezzi senza assicurazione, senza revisione, o dei mezzi abbandonati veri e propri che sottraggono tra l'altro parcheggi alla libera fruizione, oltre che essere pericolosi e igienicamente poco consoni. In diretta assistiamo anche al fermo di quest'auto letteralmente sommersa di materiale ferroso di ogni tipo. Il mezzo è stato sequestrato e preso in consegna dalla Polizia Ambientale. Controlli, multe e sequestri anche al Corso Indipendenza. In Sicilia si spendono meno soldi in farmaci rispetto al resto d'Italia, un calo che riguarda sia il servizio sanitario pubblico che la spesa privata dei cittadini. A dirlo è il rapporto OSMED dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Desiree Ferlito. In Sicilia si spendono meno soldi in farmaci rispetto al resto d'Italia. Nell'isola la spesa farmaceutica è inferiore al 2,1% rispetto alla media nazionale, un calo che riguarda sia il servizio sanitario pubblico che la spesa privata dei cittadini. A dirlo è il rapporto OSMED dell'Agenzia Italiana del Farmaco relativo al 2024. Numeri che raccontano una realtà complessa. Nell'isola si spendono complessivamente oltre 2,8 miliardi di euro per i farmaci, con più del 76% a carico della sanità pubblica. Ma il dato più interessante riguarda i consumi. Sono più bassi del 3,9% rispetto alla media nazionale. Un calo trainato soprattutto dalla spesa privata, che segna un meno 15,8%. Eppure, se si guarda alle dosi giornalieri o nei 1.000 abitanti, la Sicilia supera la media italiana, oltre 1.180 contro circa 1.140. Un apparente paradosso che apre interrogativi su appropriatezza e distribuzione delle cure. I cittadini spendono di tasca propria circa 673 milioni. La quota maggiore riguarda i farmaci non rimborsabili, quelli di classe C e da banco. Sul fronte ospedaliero il peso maggiore è rappresentato dai farmaci oncologici, tra le terapie più costose. Numeri che fotografano un sistema in equilibrio delicato tra contenimento della spesa e bisogni di salute. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi rientreremo con il calcio occupandoci del Catania. Siamo tornati e siamo al calcio. Il Catania ieri al lavoro per preparare la partita di domenica contro l'Atalanta Under 23, una sfida importante dalla quale dipende il secondo posto in classifica. Sentiamo. Il secondo posto non è l'obiettivo, ma per il Catania, arrivata a questo punto e con la promozione diretta ormai andata, è diventato un traguardo intermedio da non fallire. Inutile oggi guardare troppo indietro nel percorso della stagione, ma basti pensare che 3 settimane fa il vantaggio sul terzo posto era di 8 punti. Ecco quindi che la necessità di andare a difendere adesso la piazza d'onore all'ultima giornata appare riduttivo. Ma tant'è, perché quel margine cospicuo è stato bruciato in 3 partite a 90 minuti alla conclusione della stagione regolare. La squadra di Toscano si trova così ancora in bilico. Mancato il risultato pieno contro il Potenza, ormai senza obiettivi specifici dopo la vittoria in Coppa Italia che regala ai lucani l'accesso al primo turno della fase nazionale per gli spareggi per la B, la sfida di domenica in trasferta contro l'Atalanta Under 23 diventa decisiva per l'assegnazione del secondo posto che assicura il pass al secondo turno della fase nazionale dei playoff, per di più da testa di serie, cioè con l'andata in trasferta il 17 maggio, il ritorno in casa il 20 maggio, ma soprattutto con la possibilità per superare il turno di contare su 2 pareggi o su una vittoria e una sconfitta con uguale differenza reti. Proprio per l'importanza della partita, ecco che Telecolor la offrirà in chiaro e in esclusiva alla luce anche del divieto di trasferta imposta ai tifosi rossazzurri. Da oggi Toscano prepara il match sapendo che non potrà contare sullo squalificato Quaini ed è un'assenza non da poco, perché costringerà il tecnico a modificare un assetto, quello di centrocampo, già rodato. Potrebbe giocare Corbari, che però potrebbe essere anche preservato per precauzione, ma soprattutto Di Noia, pronto a dare una mano al fianco di Di Tacchio. La formazione insomma può cambiare, dipenderà da quello che l'allenatore vedrà in questi giorni di allenamento, a prescindere dal modulo utilizzato con la difesa a 3 e i 2 trequartisti. E questo era il nostro ultimo servizio, con questo si chiude Sicilia 24, prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle 14. Adesso vi lascio a Marco Carli per la rassegna stampa di oggi. A tutti una buona giornata.